Buongiorno tropicani e benvenuti a questa nuova parte di Tropico 4. Andiamo a caricare la nostra partita e continuare ciò che avevamo iniziato. Allora, eravamo rimasti in una situazione di tensione perché avevamo i ribelli alle calcagna, quindi non riuscivamo a toglierceli di dosso e infatti il nostro esercito era davvero molto piccolo, quindi abbiamo costruito due edifici molto importanti per cambiare completamente questa situazione, ovvero la nostra base militare e la nostra caserma, ovvero la nostra armeria. Allora, come potete vedere, andiamo a dare un'occhiata all'interno del nostro almanacco e guardiamo un po' la popolazione che si lamenta piuttosto della qualità religiosa ma anche dell'ambiente. Quindi io direi, appena incassiamo i prossimi soldi, di migliorare l'apparato religioso, infatti assumendo nuovi preti all'interno della nostra chiesa, perché non c'è praticamente alcun prete all'interno della nostra chiesa e quindi la popolazione si lamenta molto. Abbiamo 76 abitanti e come potete vedere siamo riusciti a costruire il Ministero degli Esteri, quindi per mantenere le relazioni con gli stati esteri. Allora, una nave attraccata e ha portato 14 nuovi uomini all'interno di Tropico e siamo riusciti a ristabilire l'economia. Quindi assumiamo i nostri preti, assumiamone due, così possiamo tenere all'interno della chiesa. Cosa succede? Attacco ribelle. In questo istante i ribelli stanno lanciando un attacco, signore. Quindi, attacco ribelle, miniera di sale. Il nostro esercito è composto da 3 uomini e i ribelli hanno al loro interno, all'interno del loro esercito, un solo uomo. Quindi, la nostra miniera di sale è sotto attacco. I nostri soldati, come potete vedere, le due freccette rosse, compreso il presidente, stanno andando a visualizzare la situazione. Consiglio, vabbè, certo, stanno andando a controllare cosa sta succedendo. Ecco la nostra miniera di sale. Intanto abbiamo ricevuto gli aiuti dall'Unione Sovietica ma anche dagli Stati Uniti, siamo riusciti a esportare anche diversi soldi. Quindi intanto che si stanno avvicinando i soldati, vediamo se possiamo mettere in costruzione la scuola superiore per renderci indipendenti dall'estero tramite l'approccio diretto con i giovani, e quindi costruiamo la nostra scuola mettendo la priorità massima. Allora, i nostri soldati dove sono? Vediamoli. Allora, clicchiamo sul nostro palazzo, si stanno avvicinando, ci deve essere il ribelle, l'unico ribelle qua vicino, che fortuna siamo riusciti a riprendere dal vivo un attacco ribelle. Eccolo qui il ribelle, eccolo qua, vediamolo, eccolo qui all'interno della nostra miniera, scusate, della nostra fabbrica di sale. Quindi i soldati si stanno avvicinando, speriamo che lo facciano fuori, altrimenti distruggerà tutto. Ecco qui il nostro soldato, vediamo che cosa combina. Eccolo, si stanno avvicinando. Eccoli qua i nostri soldati, che hanno indosso la bandiera del nostro governo, e invece il ribelle ha praticamente lo stemma della sua fazione. Quindi si chiama Ramos. Ah, era quel criminale che abbiamo visto nei video precedenti. Vediamo lo scontro del nostro soldato. Speriamo che non viene freddato il nostro soldato. Vediamo un po'. Dai, dai, sì, ce l'ha fatta, ucciso, l'ha presa alle spalle e quindi sono stati respinti. Come potete vedere possiamo pubblicare anche i nostri risultati su questi due social network, ma vabbè, lasciamo perdere. Allora, siamo riusciti a respingere la minaccia ribelle, per fortuna, e ci troviamo all'interno quindi sempre della nostra cittadina. Costruiamo, ambientalisti minaccia fazione, hanno bloccato la segheria ancora. Gli ambientalisti hanno bloccato nuovamente la segheria, quindi dobbiamo dare una svolta al nostro sistema ambientale, perché siccome stiamo producendo molto fumo all'interno della nostra città, quindi molto inquinamento, dovremmo emettere un editto che lo riduca. Per esempio, livello di inquinamento. Dobbiamo costruire uno stabilimento qualsiasi. Quindi io direi, avevamo iniziato a comprare i progetti per il nostro conservificio e io direi ormai di costruirlo, perché abbiamo anche la nostra disponibilità economica, lo posizioniamo qui e accanto ci posizioniamo anche un ufficio costruzioni per i nostri operai che davvero non riescono a sostenere tutte le costruzioni che andiamo pian piano a segnare. Quindi intanto assumiamo anche qualcuno all'interno del Ministero degli Esteri e qualcuno anche all'interno del vivaio. Se serve un laureato all'interno del vivaio, eccolo qui, praticamente, se non ve l'avevo già spiegato, il vivaio si occupa di piantare alberi nelle zone circostanti e poi inoltre promuovere la cultura di diversi campi a seconda della modalità di lavoro, quindi è molto utile per la nostra segheria e per le nostre fattorie. Allora, vediamo un po', cliccando all'interno del nostro porto possiamo vedere quando arriverà la prossima nave e quanto il massimo delle importazioni
informazioni che possiamo andare a selezionare. Un altro fattore importante è la mappa delle informazioni. Ci dà un quadro generale dell'agricoltura, il grano turco, dove può crescere, le banane, le papaie, gli ananas, eccetera, all'interno della nostra isola. Potete vedere anche le risorse naturali, che sono il ferro, il bauxite, l'oro, eccetera. Allora, abbiamo diversi giacimenti di ferro all'interno della nostra isola e giacimenti di oro ne abbiamo solo uno, potete notarlo qui. L'oro viene trasformato poi in gioiello e viene venduto tramite il porto. Per controllare quale risorsa allevare meglio, possiamo andare nell'almanacco, nella sezione commercio e vedere per esempio la gioielleria e la gioielleria pregiata. La gioielleria normale costa 7.950, quindi è molto ottima perché per esempio l'Europa la sta esportando, e anche la gioielleria pregiata. Quindi per fare ciò basta andare nella sezione industrie e costruire la nostra fabbrica di gioielli, poi effettuare delle migliorie e quindi creare oggetti quindi pregiati e molto più raffinati. Possiamo vedere anche che una delle risorse più importanti è il petrolio, può essere lavorato sia in terra che a mare. Infatti abbiamo due zone petrolifere all'interno del nostro mare, che può essere raccolto in maniera diversa, che ve lo illustrerò appena completeremo la nostra scuola e avremo quindi la disponibilità economica. Ecco la nostra nave. È arrivata, vediamo un po' cosa porta. Ha portato 4 nuovi esperti stranieri. Nella nostra caserma c'è ancora un poliziotto. Minaccia ribelle, signore, il numero di ribelli sull'isola è in crescita, dobbiamo prendere precauzioni immediate. Infatti abbiamo costruito la nostra base militare, assumiamo quindi dei soldati per gestirla, anche il generale. Vediamo se possono reclutare altri uomini. Allora, ecco la nostra scuola. Vediamo se possiamo assumere un lavoratore straniero diplomato, ovvero un insegnante, e creare all'interno, quindi ecco, come potete vedere l'educazione è sempre gratis. L'educazione è un'educazione generale, ma io direi di creare un'educazione più militare, in modo tale di creare uomini che si orientino verso un partito militarista piuttosto che religioso, perché abbiamo davvero bisogno dei militari all'interno di quest'isola. Quindi vediamo un po'. Allora, il nostro ministero è stato ultimato, anche possiamo assumere un ministro della difesa. Io direi di assumere Antonio Silva. Infatti ha l'intelligenza eccezionale, coraggio medio-basso, vabbè, ma la guida è molto alta, quindi assumiamolo. Vediamo per gli affari esteri. Io direi che Hélène Rios è è molto brava, perché ha un'intelligenza eccezionale, ma anche una guida medio-alta, quindi direi di assumerla. Vediamo per l'educazione se c'è qualcun altro. No, io direi di assumere il nostro esperto straniero, in modo tale che l'educazione venga lavorata sin nei minimi particolari. Ok, il nostro conservificio è stato ultimato. Appena vediamo se possiamo emanare il nostro editto del livello dell'inquinamento. Come potete vedere, introdurre nei nostri stabilimenti un controllo sull'inquinamento porterà a un aumento del 40% dei costi. Vabbè, ma questo editto dimezzerà il tasso dell'inquinamento. Perfetto. Così vediamo un po' se gli ambientalisti si calmano e ci lasciano lavorare all'interno della nostra segheria. La nave sta arrivando, vediamo un po' cosa porta. Edoardo Rios è diventato un ribelle. Allora, 3 nuovi esperti e $11.000 all'interno quindi delle nostre casse. Allora, assumiamo all'interno della nostra scuola superiore tutte le professoresse in questo caso, o professori, per garantire quindi un continuo sviluppo dei nostri diplomati. Perfetto, allora vediamo un po'. All'interno del nostro conservificio non c'è nessuno, ma andranno sicuramente ad occupare questi posti di lavoro i nuovi diplomati. Invece all'interno anche all'interno del Ministero degli Esteri. Ok, allora vediamo un po', diamo un'occhiata all'almanacco. Economia, anzi no, popolazione. Vediamo un po' che cioè il fattore che pecca maggiormente è la qualità religiosa, ma abbiamo 2 soli preti, quindi ne assumiamo altri 2. Vediamo un po' se possiamo costruire anche qualche altra casa popolare per far abitare queste nuove 104 persone all'interno della nostra quindi isola. Vediamo un po' il nostro ufficio costruzione è stato ultimato, quindi ci sono ancora più lavoratori all'interno quindi della nostra città. Allora andiamo a visualizzare le informazioni dell'ambiente, vediamo cosa
succede? Allora, l'inquinamento è prodotto in questa zona maggiormente, quindi deve essere migliorato particolarmente in questa zona. Ci possono essere delle catastrofi come gli tsunami, quest'area può essere colpita da uno tsunami come potete vedere. Invece zona pericolo vulcano non ne abbiamo perché vulcani non ci sono. Comunque ci sono tantissimi eventi catastrofici come anche i terremoti eccetera. Se avete dei dubbi per costruire quindi una zona balneare potete andare sulla bellezza, e quindi le aree verdi sono le più belle dove potete costruire i vostri alberghi. Invece per guardare anche l'inquinamento previsto in futuro si svolgerà sempre in questa zona perché è la zona maggiormente concentrata. Allora, vediamo un po', ecco la nostra nave sta arrivando, vediamo quanti soldini ci porta. Sta attraccando 6 nuovi immigrati, 7 nuovi esperti e 12.000 dollari. Perfetto. Allora, adesso possiamo davvero iniziare a costruire qualcosa di più grosso. Vediamo un po' se possiamo acquistare il progetto per la nostra raffineria, per lavorare quindi il petrolio, e la posizioniamo direttamente sulla costa. Perfetto, aumentiamo la priorità al massimo e come potete vedere ci servono lavoratori appartenenti a una categoria di studi più alta, ovvero l'università. Quindi andiamo all'interno della nostra istruzione e potete vedere che l'università costa 12.000 dollari, ma non abbiamo ancora la disponibilità. Andremo sicuramente ad acquistarla e ad edificare la costruzione appena avremo i soldi necessari. Intanto sono arrivati gli ultimi 2 preti, la qualità del servizio è aumentata e la religione vabbè è sempre gratis, e stanno arrivando sempre più persone. Intanto vediamo un po' se è arrivato anche il ministro dell'educazione, ed è arrivato. Io direi di nominare anche il ministro degli interni. Non possiamo nominare perché a chi nominiamo? A Pena, che fa davvero pena, infatti guida bassa, medio basso, niente, solo l'intelligenza alta, però lasciamo perdere. Allora, dobbiamo migliorare anche il nostro sistema sanitario perché vedo che c'è un solo medico in tutta la città e solo lui spetta il compito di curare tutte le nostre persone, quindi dobbiamo costruire qualcosa sempre di più grosso, e per fare ciò dobbiamo costruire quindi vediamo se lo troviamo, mi sembra che era nei servizi, il nostro ospedale. Vediamo se lo troviamo, il nostro ospedale che richiede 15 megawatt di energia, quindi per fare ciò dobbiamo andare a costruire una centrale. Che centrale costruire? Potete vedere che le centrali si dividono in diverse tipologie, come la turbina a vento che praticamente fornisce elettricità e non inquina l'ambiente, ma un'elettricità piuttosto limitata; la centrale elettrica, una centrale normale che praticamente produce un'energia necessaria per gli edifici avanzati; e l'energia nucleare che trasforma l'uranio in enormi quantità di energia elettrica, ma costa molto di più. Quindi vediamo un po', la nostra nave è arrivata, vediamo un po' cosa ci porta. Ci ha portato 7 nuovi immigrati, la nostra raffineria è stata appena ultimata ed è stato anche piazzato il pozzo al di sopra quindi di questo giacimento, i 2 pozzi perché c'erano 2 siccità. Presidente, Madre Natura ci ricorda gentilmente quante risorse consumiamo. I tropicani non dovrebbero sprecare neanche una goccia d'acqua fino alla prossima stagione di piogge. Imporre restrizioni sull'acqua ti costerà 1.000 dollari e ridurrà la felicità di tutti di 5, ma mitigherà gli effetti del disastro. Imponi delle restrizioni, sopporterò l'odore. Prima o poi l'acqua tornerà. No, imponiamo delle imposizioni ai cittadini perché potete vedere che l'immagine è sbiadita. Come potete vedere la città quindi ha bisogno di acqua, non mi era mai capitato e siamo stati fortunati a riprenderlo in diretta. Quindi abbiamo imposto una tassa ai cittadini di risparmiare la loro acqua perché c'è un periodo di siccità. Quindi intanto siamo riusciti a ristabilire un po' l'economia e possiamo assumere qualcuno nel conservificio. Anzi no, ci sono lavoratori di scuola superiore, quindi a breve saranno pronti e andranno a lavorare. Comunque sicuramente andrò ad illustrarvi altre funzionalità del game. Speriamo di uscire fuori da questa siccità nella parte successiva a questo video che pubblicherò a breve. Comunque mi raccomando, votate e commentate. Ciao a tutti.